Debiti e gravi difficoltà con fornitori e clienti, imprese ormai al collasso e sull'orlo del fallimento. I postumi del superbonus costringono in ginocchio tanti imprenditori e circa 80.000 imprese siciliane rischiano la chiusura nelle prossime settimane a causa del blocco dei crediti. A Palermo è stato costituito il comitato Esodati dal Superbonus Sicilia, un gruppo di 90 persone tra imprenditori, professionisti ed anche committenti che invocano soluzioni per l'edilizia. Ascoltiamo gli imprenditori Giuseppe Piraino e Giuseppe Leone. Abbiamo investito e anticipato milioni di euro, se non miliardi ormai, per avere poi di fronte che cosa? Uno Stato che ha fatto un passo indietro, anzi 26 passi indietro, visto che ha modificato 26 volte questo decreto legge e siamo 55 circa mila imprese pronte a fallire da qui nei prossimi 2-3 mesi, con cassetti fiscali pieni di crediti fiscali che non riusciamo più a vendere perché le normative le hanno incagliate. Tanti debiti anche alla tua azienda. Tantissimi, noi parliamo sul cassetto fiscale, abbiamo circa 8 milioni di euro di crediti e abbiamo 1 milione quasi e mezzo di debiti tra fornitori, operai, sono tutti crediti che naturalmente speriamo di vendere nei prossimi mesi, ma sono passati già 15 mesi in totale, più di un anno, e i fornitori sono la nostra anima perché praticamente grazie alla loro fiducia e grazie al fatto di sperare in una nostra risoluzione del problema ci continuano a dare credito e continuano ad aspettare che noi possiamo realizzare questa e monetizzare questa grande cifra di denaro. No, questa è la beffa delle beffe, perché ora non voglio essere il super politico internazionale, però mi scandalizza come un paese pieno di debiti, all'agonia, con un sacco di disoccupati, gente che sta comunque morendo realmente e letteralmente di fame, compreso noi che siamo con una situazione economica così disastrosa, pensi a fomentare e a finanziare una guerra di cui a noi non interessa nulla. Non è una bella frase, ma non è questo il modo in cui si dovrebbe agire. Io partirei domani per andare a lavorare per un grosso imprenditore russo. Sì, noi ad oggi siamo con 4 cantieri, noi come Impredin Impianti bloccati. Ci troviamo un cassetto fiscale pieno, dove oggi non possiamo usufruire di nulla assolutamente e per noi è solo carta straccia. Ci troviamo con dei cantieri che paghiamo noleggio dei ponteggi e io personalmente pago più di 18.000 euro al mese per non lavorare e quindi pagare ponteggi bloccati, operai in cassa integrazione disoccupati. Ci troviamo in una situazione completamente di sbando totale. No, ad oggi ci sono molte imprese che hanno già chiuso per fallimento, ci sono molte imprese che non hanno più avuto la possibilità di poter andare avanti e che si troveranno a dover combattere contro anche la giustizia perché inizieranno cause civili, dove avvocati impronteranno cause a mai finire. Tra parentesi, ad oggi, oltre ai cantieri bloccati, noi abbiamo gente che abbiamo dovuto licenziare, gente che a oggi ha perso il lavoro e che gente che si ritroverà grazie anche al governo italiano a giugno o a luglio di una riforma anche sul reddito di cittadinanza. Quindi oltre a essere disoccupata avrà tanti altri problemi economici.